Parco Legnago Tibugianne questa sera si sposta a San Giovanni Lupatotto per l'incontro organizzato da Gigi Franchi per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato nel servizio d'ordine del congresso provinciale tenutosi la settimana scorsa a Verona. Presente anche la sezione di Legnago che con 5 membri ha aiutato l'organizzazione di tutta la sicurezza. Questa serata è stata organizzata come in occasione del congresso nazionale con tutti i membri che hanno fatto il servizio d'ordine la domenica, è andata molto bene tra l'altro, ringraziando la disponibilità di tutti. Allora abbiamo deciso di mettere in 4-4 questa serata. Ovviamente non era vincolata come via consuetudine a solamente chi ha fatto il servizio d'ordine, ma è stata allargata a tutti gli amici di Verona, ovviamente che la pensano come noi. Amici della Lega Nord, è una serata che sta andando molto bene, c'è stata una risposta positiva da parte di tutti e sicuramente la serata terminerà anche la grande fuochi d'artificio, è andata molto bene. Grazie a tutti i partecipanti, ma soprattutto grazie a tutti i nostri esponenti di Verona che anche loro hanno voluto aderire e partecipare a questa deliziosa serata. Grazie a tutti. Un augurio particolare va alla sessione di Legnago che come sempre è ospite e va dappertutto, è sempre presente in tutti i luoghi. Grazie mille. È una bella serata perché ci ritroviamo tra amici, tra militanti della Lega che hanno lavorato durante il congresso, ci confrontiamo, se qualcuno ha delle idee da proporre migliorative, siamo qui pronti ad ascoltare tutti per il bene del partito e della nostra Lega Nord di Verona. Non dico tutte le settimane, ma spesso e volentieri siamo una famiglia, un gruppo operativo e questa sera siamo qui a sostegno di tutti i militanti che hanno lavorato per il congresso. Come mai questa serata? Perché la Lega ama ritrovarsi insieme con i militanti, con i cittadini, ogni volta che è possibile farlo. Questa serata nasce da un'iniziativa di un nostro storico militante, Gigi Franchi, che ha saputo organizzare durante il congresso un ottimo servizio d'ordine con tanti volontari. Questa è la nostra forza, lavorare per il movimento, per un ideale che ci unisce e poi, quando è possibile, sedersi intorno a una tavola, scambiarsi delle idee anche utili a coloro che sono i nostri amministratori, i nostri rappresentanti delle istituzioni, perché devono sempre capire qual è la situazione reale che vive il Paese, non quella che ci viene raccontata nei palazzi da parte di esponenti di questo governo che vedono tutto in ripresa, tutto positivo. La realtà purtroppo è molto diversa, la Lega ha la capacità di capirlo, di vederlo, di misurarlo ogni giorno, ogni volta che riunisce militanti, simpatizzanti, comuni cittadini. Serata conviviale tra leghisti, tra persone che hanno partecipato al congresso nazionale, hanno voglia di ritrovarsi per affrontare nuovi temi, ma anche ritrovarsi in compagnia e poter condividere quelle che sono le idee della Lega e le idee del territorio, per un confronto sempre costante e diretto con gli amministratori e con i vertici della Lega provinciale. Stasera siamo qua con Luigi Franchi che ha organizzato questa bella serata con vari militanti che hanno contribuito a dare una mano al congresso nazionale della Lega Veneta che si è tenuto a Verona e soprattutto col servizio d'ordine ma con varie attività che hanno dato una mano. È una bella serata conviviale con vari militanti sostenitori della Lega, era un modo ovviamente anche per ritrovarci e ringraziare chi ha lavorato, ha dato una mano e assieme ovviamente al segretario provinciale Paolo Paternoster. È veramente una bella serata,
stare in compagnia tra militanti che condividono gli stessi ideali e che vogliono continuare a lavorare e impegnarsi per il bene della Lega e della nostra gente. Dopo il congresso nazionale abbiamo voluto ringraziare tutti i volontari che hanno contribuito all'organizzazione del nazionale 2 settimane fa. Abbiamo fatto una cena tutti insieme, siamo in tanti, ci siamo divertiti, quindi penso che sia un miglior modo perché la vita sociale della Lega vada avanti e oltre al lavoro c'è anche comunque il divertimento che per noi è la cosa importante. Amici, a servizio del congresso, penso che dobbiamo tanto a Gigi Franchi che da sempre si impegna per la Lega, l'organizzazione funziona perfetta, quindi bella serata tra amici, viva la Lega, viva Tony Re e viva Gigi Franchi. Grazie a Gigi Franchi di aver coordinato tutto quanto il servizio d'ordine e di aver fatto questa meravigliosa serata. Lo ringrazio soprattutto perché come segretario degli assetti di circoscrizione ha invitato tutti i preghieri delle basse, soprattutto Legnago che in primis ha contribuito a lavorare per questa meravigliosa serata. Vogliamo ringraziare Gigi Franchi per l'iniziativa della pizza, speriamo che queste serate siano più numerose anche per fare l'aggregazione, perché vedendo anche le nostre figure penso siano abbastanza rappresentative anche per la cittadinanza di Legnago, si vengono ripromosse un po' appunto queste manifestazioni e sempre in buona compagnia. Grazie. È una serata in compagnia di amici, una pizza offerta grazie a Gigi Franchi perché abbiamo fatto il servizio di sicurezza e una serata molto piacevole, si tratta di compagnia, come al solito la Lega si distingue sempre in tutte le circostanze. Anche noi da Nogara questa sera abbiamo piacere ad essere qua, è stata una serata veramente molto organizzata bene, ci sono tante sezioni comunque del posto e questa è una cosa che fa capire quanto anche il nostro movimento sia non solo consolidato sul territorio ma anche in costante ripresa. Abbiamo delle sezioni che ho presenti anche della bassa, comunque come quella di Legnago, come quella di Nogara, delle sezioni che stanno dando un grosso contributo anche perché la bassa diventi il punto di riferimento per la provincia di Verona, è sempre stato ma è anche importante in prospettiva riuscire ad avere sempre di più non solo consenso ma anche una riconoscibilità all'interno del nostro territorio dai nostri cittadini. Ci sono tanti comuni chiamati al voto, quindi a maggior ragione abbiamo il dovere nei loro confronti di essere presenti e di dare quelle risposte, sono tante che il nostro territorio comunque ci chiede e anche merita. Buonasera a tutti, siamo a San Giovanni di Patotto, siamo stati ospitati da Gigi che ha promosso questa serata per ringraziarci della nostra disponibilità a fare il servizio di sicurezza al nostro ultimo congresso. Dobbiamo ricordarci che a San Giovanni ci sono le prossime elezioni e dobbiamo assolutamente supportare. Auguro un buon lavoro a tutti e cercheremo di dare una mano perché il risultato venga a casa.